Mie care amiche, buon pomeriggio, ben ritrovate. Oggi voglio mostrarvi un capo di abbigliamento adatto a queste giornate primaverili. Delle bellissime giornate piene di sole, ma dove ancora le temperature sono un po' incerte, quindi la lana può ancora far piacere. E per questo motivo vi mostro questo spolverino che, nonostante il colore chiaro, luminoso, quindi abbastanza primaverile, perché questo bianco color panna è abbastanza primaverile, però la lana può far piacere ancora addosso. Una lana che è abbastanza soffice, morbida, delicata al tatto, quindi piacevole anche se le temperature sono un po' più calde. Uno spolverino che è adattissimo a essere indossato anche su un abitino scollato come lo sto presentando io in questo momento, un abitino interamente smanicato, quindi scollato, e quindi anche una cerimonia o una mattinata molto elegante, una mattinata formale, dove è necessario magari avere un capo un po' più ricercato, più elegante, e quindi l'abitino può tranquillamente essere indossato con uno spolverino che lo rende già un po' più accompagnato. Tutto interamente lavorato all'uncinetto, anche le maniche sono lavorate all'uncinetto, anche tutto il dietro, come potete vedere, tutto lo stesso lavoro, lo stesso traforo. Questo è una simpatica rete a punto strega o anche punto salomone, viene chiamata in entrambi i modi. Vedete com'è particolare questo punto? Una rete molto, molto larga dove lascia intravedere il filato nella sua bellezza, perché non è lavorato in maniera fitta, ma è una rete particolare, tutto interamente a punto strega. Particolare anche questa scollatura che ho fatto così a gradoni, quindi si crea una V, ma è una V geometrica. Vedete, ci sono queste sorte di gradini che discendono fino all'attaccatura del bottone, quindi si crea questa scollatura, una V un po' particolare, molto geometrica, che si va a chiudere con questi due bottoni chiusi con quest'asola unginetto, quindi si viene ad abbottonare così e lascia intravedere l'abbigliamento sottostante. Ripeto, indossabile con un abitino più leggero, smanicato, molto fresco, ma anche con una bellissima camicia e pantalone. Questo colore bianco sporco e quindi anche lo stesso cammello della rifinitura sono due colori neutri, quindi indossabili su qualsiasi colore. Vi faccio vedere da vicino la rifinitura ecco qui, vedete la rifinitura in questo filato color cammello. È presente anche un filo di dorato, di lurex dorato, che crea un punto luce tutto attorno nel perimetro, per quanto l'intero perimetro, vedete anche sotto, quindi crea questo punto luce che ravviva tutto il perimetro dello spolverino. Una cappottina veramente deliziosa, elegante e sfruttabile in qualsiasi momento della giornata, anche in un pomeriggio, in un tardo pomeriggio, se si indossa sotto qualcosa di più scuro, un marro scuro e un bordeaux, quindi indossabilissimo anche fino a tardo pomeriggio. Mie care amiche, grazie sempre per il vostro apprezzamento. Ci vediamo al prossimo video dove vi mostro nel dettaglio questo vestitino che vi ho fatto intravedere con il suo giubbottino. Ci vediamo al prossimo video.